Scusate. Allora ripeto tutto. Buongiorno a tutti, sono Roberto Valente, il segretario generale del Consiglio regionale. Porto il saluto anche del Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, che quest'oggi non è potuto intervenire per impedimenti familiari. Quest'oggi l'occasione è un'occasione, diciamo, molto così, molto curiosa, molto simpatica, di scoprire un documento che ci fa anche fare un po' un bilancio, un primo bilancio di questa mostra che abbiamo inaugurato il 15 maggio scorso. La mostra sta avendo un buon successo perché, come dicevo prima, abbiamo circa 800 visitatori, tenendo presente che il mese di agosto praticamente il palazzo è stato chiuso, c'è stato anche il caldo che non ha chiaramente consentito ai visitatori di poter venire a palazzo, e nei prossime settimane sono previste numerose visite guidate. Molte associazioni hanno chiesto già oggi, per esempio c'era l'Università della Terza Età, è un bel gruppo che è venuto, ma nei prossimi giorni, come vi dicevo, ci saranno veramente numerosi visitatori. E questo devo dire che ci fa piacere, anche perché è per la prima volta che questa mostra, devo dire che ha aperto un po' uno scrigno. Continuiamo a trovare documenti, continuiamo a trovare testimonianze. Sembra quasi che si teneva tutto nascosto e a un certo punto cominciamo a scoprire ulteriori cose. Dal momento in cui noi l'abbiamo per esempio inaugurata, abbiamo già trovato per esempio ulteriori materiali che non erano visibili quando abbiamo appunto inaugurato e che oggi sono ad esempio in mostra. Ad esempio un bellissimo acquerello che era stato fatto negli anni 30 e che rappresenta un po' la sala da pranzo del Grand Hotel. Così come, queste le ho trovate io, le ho trovate in un mercatino, le etichette delle valigie che portano appunto l'edizione Grand Hotel. Queste non le avevamo e le abbiamo trovate. Quest'oggi abbiamo, grazie al nostro ospite che è appunto il dottor Fiorenzo Silvestri, abbiamo trovato invece una cosa ancora ben più importante. Abbiamo trovato un legame, adesso piano piano lo scopriamo, un legame tra questo Grand Hotel e un altro personaggio famoso che ha soggiornato. In realtà il Grand Hotel, abbiamo scoperto, è stato la casa di personaggi politici, di reali, di attori, di poeti, artisti, eccetera. Ma ci mancava, per esempio, la presenza della grandissima attrice Eleonora Duse che nel 1922, poi lo scopriremo insieme con il dottor Silvestri, alloggiò in questo hotel. In realtà Eleonora Duse era di origine, diciamo, di Chioggia, era una, diciamo, signora che aveva viaggiato tanto, non aveva una dimora, diciamo, fissa, ma diciamo soggiornava ospite da persone in alberghi. Sappiamo che amava molto Venezia, sappiamo anche che soprattutto alloggiava all'Hotel Britannia o per esempio nel Palazzo Barbaro. E proprio da questo documento che ci ha fornito il dottor Silvestri scopriamo che nel 1922 la Duse annuncia un suo arrivo qui al Grand Hotel per 2 giorni, per poi recarsi a Milano e indica anche dove andrà a soggiornare all'Hotel Cavour.
Questo indirizzo, diciamo, il destinatario di questo telegramma, che questo è diciamo, poi ce ne parlerà meglio il dottor Silvestri, è indirizzato al signor Leopoldo Bertuzzi, che era l'amico e il legale, era un avvocato, di Gabriele D'Annunzio. Quindi dalla stessa anche biografia che abbiamo in possesso della Duse, può anche darsi che in quel contesto, a Milano, all'Hotel Cavour, ci possa essere stato l'ultimo incontro con Gabriele D'Annunzio, visto e considerato che poi la Duse dopo 1 anno e mezzo muore, perché muore nell'aprile, mi pare, del 24. 21 aprile del 24. Ma io ho voluto anche, proprio stamattina, riguardando un po' un discorso che volevo fare, ho trovato un altro legame. Perché la Duse forse viene al Grand Hotel? In realtà andava sempre a questo Hotel Britannia, ma forse c'è un motivo, perché al Grand Hotel soggiornava, e ne abbiamo appunto le testimonianze, una grandissima scrittrice dell'epoca, Matilde Serao, e le due signore erano molto amiche. Matilde Serao passerà dei lunghi soggiorni al Grand Hotel, soprattutto perché, come nei suoi scritti racconta, proprio lo stare sulla terrazza del Grand Hotel, in particolare la parte di Palazzo Ferro, la rasserenava e l'aveva aiutata a superare un periodo, diciamo, un po' era evidentemente afflitta da depressione la signora, e quindi Venezia le dava in un certo senso sollievo, come lei scrive, e soprattutto queste acque, lei racconta, queste acque scure che appunto si infrangono sugli scalini del Grand Hotel. Lei amava stare nella terrazza, quella che adesso è praticamente un nostro passaggio quando scendiamo dai motoscafi, ma quella un tempo era una terrazza dove c'erano i tavolini, dove lei racconta che c'erano tanti ospiti stranieri, come si può anche vedere nelle fotografie che abbiamo in mostra. Quindi io veramente oggi sono particolarmente, da un lato, emozionato di questo ritrovamento, ma anche molto grato al dottor Fiorenzo Silvestri, che appunto innanzitutto è uno forse dei massimi collezionisti della Duse. Ci ha messo grande passione. Vi racconto anche come è nato anche questa sua ricerca. Quando ci siamo ritrovati, forse 6 mesi fa, io le chiesi, lui aveva questo progetto di questo restauro, di questo bellissimo abito dell'Eleonora Duse, che attualmente è in esposizione al Vittoriale. E allora 2 anni fa, 2 anni fa è passato il tempo, 2 anni fa, vero? E allora mi chiedeva se era possibile in questo esporre questo abito qui a Palazzo Ferrofini. E allora gli dissi: guardi, noi abbiamo questa mostra sul Grand Hotel, ma dice, sarebbe, diciamo, bisognerebbe trovare un aggancio. Ma lei sa se la Duse ha mai soggiornato al Grand Hotel? E lui mi dice: no, guardi, mi dispiace, la Duse ha sempre soggiornato all'Hotel Britannia. E lui disse: guardi, mi dispiace, dottor Silvestri, io non posso mettere un abito della Duse quando questa non ha mai soggiornato. Ebbene, lui tanto ha fatto, tanto ha ricercato, tanto che la settimana scorsa vengo chiamato d'urgenza in presidenza dal presidente Ciambetti. Quando mi chiama il presidente io sempre, è successo qualcosa, e invece mi ha voluto fare questa sorpresa, che c'era il dottor Silvestri che mostrava questo documento che
che noi, tra le altre cose, esporremo oggi, perché abbiamo voluto fare questa conferenza stampa, non l'abbiamo voluta annunciare prima proprio perché volevamo fare questa conferenza per dare un particolare significato a questo ritrovamento, che non è una cosa banale. Nasce appunto da tutti, come vi dicevo, questi ritrovamenti che stiamo facendo. Forse questa mostra, se durasse forse un anno, troveremo altre cose. Però insomma devo dire che già questa testimonianza e soprattutto questo legame con la Matilde Serao è molto importante, che ho voluto sottolineare. Bene, io do la parola al nostro ospite. Prego, dottor Silvestri, lei ci racconterà un po' meglio di questo ritrovamento. Grazie. Sì. Io ringrazio moltissimo il dottor Valente per la presentazione. In pratica ha detto molte cose, io cercherò un po' di completarle più che altro, ma è una soddisfazione enorme. Io comunque devo ringraziare molto il Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciampetti, perché ci ha creduto in questa impresa, tra le altre cose, e anche ha creato un filone di comunicazione tra me, il dottor Valente e lui stesso, che ci scambiamo anche delle notizie di cultura, il che è una grande cosa. Ecco, è nata una specie di sfida per me. Io sono appassionato della Duse, ho collezionato tantissime cose, ho una grande collezione di oggetti che la riguardano e, come ha detto il dottor Valente, la mia mostra della Duse è al Vittoriale, per cui il luogo forse più importante dal punto di vista espositivo che esista per quanto riguarda la Duse in questo momento. Il Vittoriale fa 330.000 visitatori paganti addirittura, per cui siamo a livelli eccelsi a livello nazionale. Ecco, voglio completare perché anche il discorso che fa il dottor Valente circa Matilde Serao ingrana molto e vi spiego anche il perché dopo. Dunque la storia di questo telegramma è perché 2 anni fa nasce una sfida qui all'interno di Palazzo Ferrofini, in cui io avevo chiesto la possibilità di esporre il vestito vero della Duse, non di recita, ma un vestito che lei è forse l'unico tuttora conosciuto, che è stato anche ritoccato da lei stessa, nel qual caso lei poneva addirittura una firma con un filetto d'oro proprio sul collo, e questo ce l'ha. Attualmente il vestito, abbiamo trovato un accordo con il Vittoriale, l'ha restaurato il Vittoriale, e per una concessione che do di circa 1 anno di esposizione e anche di altri oggetti che quando andrete o andate potete vedere. In pratica la mostra della Duse a Vittoriale è quella mia, ecco, in pratica. La risposta l'ha data il dottor Valente, ha detto chiaramente noi non abbiamo avuto mai una visita almeno conosciuta o documentata della Duse qui a Palazzo Ferrofini, per cui noi non possiamo impegnarci su un problema di questo genere che non ci fa. Io sono andato via, ma pensando di cercare. In effetti la Duse in Venezia è andata anche poco negli hotel, per un motivo semplice che poi è tutto da scoprire, da scrivere. Ecco, premetto che io la Duse la chiamo la divina zingara e che in pratica non ho mai vissuto in nessuna casa. Ecco. Però a Venezia ho soggiornato molto su un palazzo, e pertanto questo non le permetteva di andare negli alberghi. Andava spesso al Grand Hotel Britannia, ecco il problema, noi abbiamo sempre trovato il Grand Hotel Britannia, poi anche un hotel che si chiama Europa, ecco, che è qui vicino, bravissimo, e per cui anche lì è stata. Poi altri indirizzi che è stata a Venezia, ce n'è uno proprio che riguarda delle lettere che ho trovato recentemente, è stata nel Palazzo Barbarigo, che è qui a Madonna del Giglio, mi pare, Piazza del Giglio,
e lì ha soggiornato delle volte perché aveva un piccolo appartamento in cui poteva vivere, ma soprattutto lei ha vissuto, e qui è tutto da scoprire questa parte della Duse, parliamo di circa 6 anni, in Palazzo Barbaro. Palazzo Barbaro è il palazzo che era di proprietà di Alexander Volkov, e qui è tutto da scrivere che questo, che lei ha avuto in affitto da Alexander, e pertanto ha vissuto addirittura, io ho delle lettere che parlano addirittura che è andata via nel 97, per cui è nata nel 92 o anche addirittura quasi fine 91, passando dal Palazzo Dario, che era vicino, ed è andata a finire nel Palazzo Barbaro Volkov. Ed è stata per molti anni, anche nel periodo in cui era con D'Annunzio. Probabilmente lasciava solo le cose, perché lei poi si muoveva costantemente, per cui non era questo il problema. Per quanto riguarda un appunto interessante che ha fatto il dottor Valente su Matilde Serao, vi dico questo particolare. Il vestito, che è, come ho detto, il vestito di vita, per cui anche molto ricco e elegante, che potete vedere al Vittoriale, ha naturalmente le etichette di chi ha fatto il vestito, ce ne sono almeno 3 etichette sullo stesso vestito, e guardate caso, l'indirizzo di dove è stato fatto il vestito è a circa 30 metri dalla casa di Matilde Serao. Per cui questo chiude addirittura un rapporto, e poi sapete benissimo che Matilde Serao è lei che ha fatto la prolusione di quando il corpo della Duse è arrivato a Napoli, è lei che ha fatto il discorso di arrivo e di commemorazione della Duse a Napoli, quando il transatlantico Duilio è arrivato quel corpo della Duse. Per cui è importantissimo. Un lato importante del telegramma, tra l'altro, che va oltre il discorso importantissimo dai fondamentale del Grand Hotel, finalmente, è che parte da Asolo il 29 di agosto del 1922. Per cui siamo nell'epoca in cui la Duse ha ripreso a lavorare nel 1921. Ha ripreso a lavorare con una serie di recite che lei ha chiamato recite straordinarie. Ecco, per cui sono con opere di Ibsen, di D'Annunzio e così via, di Galati Scotti, ecco, solo con queste opere chiamate recite straordinarie. E guarda caso, il destinatario di questo telegramma è l'avvocato di D'Annunzio, e anche il senso di lei potrebbe anche trarre in un'interpretazione che lei abbia anche incontrato D'Annunzio. Il senso del testo potrebbe essere chiaramente di questo tipo. Comunque ecco, Asolo, per cui è importante, perché il fatto che parta un telegramma da Asolo è famosa perché c'è la tomba, ma non è che abbia soggiornato molto, ha soggiornato più quando lei aveva rapporti con adesso un altro personaggio veneziano che è Vera Volkov, la figlia di Alexander, e lei frequentava Asolo più spesso. Ecco, per cui parte da Asolo, arriva a Venezia, per cui coniuga, direi, le cose più importanti della sua vita, Asolo, Venezia e D'Annunzio, incredibilmente, con un telegramma, perché il testo farebbe anche capire che probabilmente, ha ragione l'Hotel Cavour, come mi diceva prima il dottor, potrebbe avere ragione, perché qui andiamo sempre con ipotesi, che abbia anche con questa occasione del telegramma incontrato D'Annunzio. Voi sapete che i rapporti sono finiti molto ancora nel 1902 all'incirca tra la Duse e D'Annunzio, però sono a livello epistolare sono sempre anche sostenuti. Tra l'altro c'è una mia
conoscente amica che è insegnante al Federico II di Napoli, una bravissima tra l'altro ricercatrice, la quale sostiene che tra l'altro D'Annunzio, contrariamente a quella che è l'opinione, abbia aiutato la Duse dopo che aveva lasciato il lavoro durante la guerra, eccetera, nuovamente, e per cui infatti questo telegramma conferma anche questo. In effetti, essendo l'avvocato di D'Annunzio, vuol dire che c'erano dei particolari rapporti anche probabilmente economici. Bene, questa sua, diciamo così, spiegazione diciamo, conferma appunto l'importanza di questo documento sia per la storia del Grand Hotel, sia per la mostra, ma anche per la storia stessa del rapporto tra Eleonora Duse e D'Annunzio. E quindi io sono per rinnovare il ringraziamento per questo documento che lei ci ha fornito, anche perché, come dire, riaccende, diciamo, un po' i riflettori su questa mostra, sperando appunto che, come ho detto, nei prossime settimane, nei prossimi mesi possa emergere qualcos'altro. Io nella inaugurazione della mostra avevo detto che la storia di questo palazzo, la storia di questo Grand Hotel, era stata un po' coperta. All'epoca, quando io ho cominciato a lavorare qui nel 1989, quindi 35 anni fa, e qui il palazzo era ancora un cantiere, perché il palazzo era stato comprato nel 1975-74, in realtà il Consiglio regionale era già entrato nel 71 come in affitto dalla provincia. Avevo ricordato anche come mai era stato, tutta la storia con Venezia, come mai era stato, come mai era stata scelta questa sede di Palazzo Ferrofini, ma proprio perché era stato un compromesso tra l'amministrazione locale di Venezia con la Regione Veneto, perché, come si ricorda inizialmente, i cosiddetti costituenti regionali avevano scelto come sede per la regione il Museo Correr e le procuratorie, cioè i luoghi, diciamo, storici della Serenissima, e invece la città di Venezia si era opposta a questo, dicendo che, insomma, la regione non aveva niente a che fare con la Repubblica Serenissima e quindi non poteva occupare quei luoghi. E quindi questo fu un compromesso del sindaco di allora e del presidente della provincia, che offrirono questa sede che era stata dismessa 2 o 3 anni prima come Grand Hotel e che era stata acquistata dalla provincia di Venezia. E diciamo, la scelta era, cioè l'offerta che era stata data alla regione avevano detto: vi diamo il palazzo più vicino a Piazza San Marco rispetto agli altri enti, tipo, non so, la prefettura, lo stesso comune, che sono sì sul Canale Grande, ma sono distanti da Piazza San Marco. Quindi era stato, come vi ho detto, un compromesso. Però la mia impressione, quando io sono arrivato qua nel 1989, che ripeto c'erano i piani ancora in disuso perché c'erano i restauri, è che non si volesse ricordare la storia del Grand Hotel. Cioè si diceva sì, è stato un albergo, ma non lo si caricava di importanza, di storia che c'era stata, eccetera. E si voleva quasi non ricordare, cioè si puntava molto al prestigio della posizione, si puntava molto all'arricchirlo di arredi, di tappeti, di lampadari, eccetera, e farne una sede chiaramente prestigiosa di consiglio regionale, però si parlava poco di Grand Hotel. Come ho ripetuto, questa mostra nasce invece dagli stessi dipendenti
del Consiglio regionale che hanno vissuto tanti anni qua e che si sono poi chiesti cos'era il Grand Hotel, e quindi è nata così una loro curiosità, è nato una raccolta di materiale, una raccolta di documenti che hanno fatto sì che poi noi potessimo fare una mostra attraverso anche la nostra curatrice che è arrivata adesso, la dottoressa Lugato, ma devo dire che in questa ricerca, come vi ho detto prima, sono stato coinvolto anch'io dalla passione, e devo dire che dopo che ho scoperto tante cose, il fatto che io occupo come ufficio la segreteria generale uno dei posti più belli, cioè dove era la suite reale, mi ha fatto anche un po' cambiare, diciamo, l'approccio che ho col mio ufficio, cioè molte volte quando sono solo mi chiedo, mamma mia, ha dormito veramente Hitler in questa stanza o hanno dormito Rossellini e la Bergman? E questa è un po' una sfida che facciamo io e il presidente Ciambetti, perché molte volte diciamo, ma i fantasmi dove sono? Posso? Prego. Io, per quanto riguarda il telegramma, mi pare che sia, ma se qualcuno deve fare delle domande. Sì. Comunque invece c'è un'altra sfida che vorrei dare a questo contesto del Palazzo Ferrofini. Io colleziono anche un personaggio molto controverso. Si sente? Molto controverso, che secondo me è alloggiato al Grand Hotel. E, tra l'altro, mi pare che in questa occasione del Festival del Cinema di Venezia sia stato anche presentato, non so se è un docufilm, adesso non lo so perché io l'ho saputo purtroppo dopo, ma anche se sono un collezionista da lunga data di questo personaggio, sono convinto che abbia dormito o soggiornato al Grand Hotel, perché nel 1938, visto che c'è stato Hitler, c'è stato eccetera, ha vinto il Leone d'Oro, mi pare il primo anno addirittura, ritenuta tuttora la più grande regista di tutti i tempi, anche dei grandi registi attuali, senza fare nomi. Quentin Tarantino l'ha anche scritto su dei libri, questo, e anche altri. Certo, personaggio controverso da molti punti, ma vi faccio soffrire un po', mi pare anche giusto, perché avere le notizie così immediate, senza lavorare, senza spendere, senza denaro, dovreste almeno partire un po' prima di dire il nome. Comunque, ecco, per cui sono convinto che questo personaggio sarebbe da ricercare. Io ho le foto comunque di quando è stata premiata qui a Venezia, non so dove abbia dormito, ma penso che in quell'epoca forse il Grand Hotel era il luogo più adatto. Comunque si chiama Leni Riefenstahl. Ecco, che voi avete capito molti di chi si tratta. È ritenuta la più grande regista di tutti i tempi, tuttora, è quella che ha fatto purtroppo anche osenato Hitler, ma pur non essendo mai stata nazista, almeno per questo è stata anche processata, però è l'autrice del film delle Olimpiadi del 1936, che tuttora è definito il più grande documento storico, tra l'altro anche rievocato recentemente da un film che mi pare americano, se non mi sbaglio, Race, I colori della vittoria, in quale viene completamente riabilitata, perché va contro Hitler pur di fotografare Jesse Owens, che vince 4 medaglie d'oro. Per cui in effetti c'è. Ecco, io ho la collezione di questa signora qua, che riguarda anche molto il Veneto e l'Alto Adige. L'ultimo film che lei ha fatto, che ha avuto una gestazione di circa 12 anni, 13 anni, che si chiama Tiffeland, ha circa 2000, io ho 2500 contact sheets, per cui originali, veri, propri, che riguardano le Alpi e i Dolomiti. Una cosa che volevo dire della Duse, visto che
cercato prima, ecco, l'originale è questo che voi potete vedere, lo potete ammirare. Ecco, eccolo qua. Le spalle non l'avete visto, comunque questo qui è un telegramma come si usa incollato sull'originale, c'è anche il timbro per fortuna perfetto della data di partenza che è proprio di Asolo, il 29 agosto 1922. Ecco, io volevo dire una cosa in generale della Duse, proprio da studioso da una vita, diciamo, ma anche di ricercatore, anche di economicamente impegnativo tutto questo discorso qua. Che della Duse c'è tutto da riscrivere. Adesso io non so chi ci sia qui, bravissime persone che siano presenti, ma è da riscrivere. Allora, la Duse ha lasciato, quando è partita nel 1923, è partita per andare negli Stati Uniti, ha lasciato un borsone di lettere e di documenti non in Italia, le ha lasciate a Vienna, le ha lasciate a Vienna alla Christiane Trunsalm. La Duse non è tornata purtroppo in attività, evidentemente, e la borsa è rimasta a Vienna. La signora Christiane Trunsalm ha tenuto segreta e vincolata questo borsone di lettere, di documenti di vario genere, vari epistolari, però quando è mancata ha lasciato sul testamento che questo borsone rimanesse chiuso ancora altri 50 anni. Questi documenti sono usciti solo in piccola parte e tra l'altro riguardano esattamente molto la vita della Duse in Venezia. E questo è il fatto importante. Voi parlate sempre di 2 uomini, invece c'è un terzo che è di pari valore degli altri 2 e che è documentato da questi documenti soprattutto. E soprattutto dal fatto che lei, di questi documenti, rappresenta proprio il periodo storico in cui lei maggiormente viveva a Venezia. Ecco. Bene, ringraziamo il dottor Silvestri anche per questa ultima sua scoperta e se non ci sono domande io chiuderei qui la nostra conferenza. Eccola. Ah sì. Documento, vuoi che lo legga? Il testo l'ho detto prima, Alexander Volkov. Vuoi che io ce l'ho, scusami, ce l'ho già L'hai corretto? Sì. Vabbè. Allora, leggo il telegramma. Il telegramma è destinato a Leopoldo Bertuzzi, come dicevo, amico e legale di Gabriele D'Annunzio, corso Vittorio Emanuele 26 Milano. Allora, il testo dice: sarò stamane Venezia Grand Hotel e giorno 1 settembre sarò a Milano Hotel Cavour. Prego lei caldamente di aiutarmi di parlarle, giusto? Esatto. Partente 1 settembre per varie circostanze, prego non mancarmi. Ringrazio Eleonora Duse. È un po' un linguaggio un po', diciamo, aulico. Da telegramma comunque. Ecco, quindi si scopre già che lei, tramite, come chiede a questo avvocato, cioè comunica a questo avvocato che lei andrà a Milano, prima a Venezia, poi a Milano e chiede caldamente di aiutarmi di parlarle. Quindi evidentemente c'è un appuntamento, un linguaggio cifrato. Ecco. Lasciamo così l'interpretazione appunto come l'abbiamo lasciato. Prego. Questo telegramma? Guardate, io
ai mercatini purtroppo non trovo niente di queste cose, poi tra l'altro molti sanno, io ho fatto anche l'opera, la tradotta, per cui la ricostruzione di tutto il giornale di trincea del Piave, e sono ricerche che durano decenni, la tradotta è durata 30 anni, la Duse sono più di 30 anni o 40 anni che ricerco, questo qui l'ho trovato in Sicilia. In Sicilia? Non me l'avevi dato. Guarda, lei quando è in mezzo a questo tipo di relazioni, in pratica io spazio su tutto il mondo, per cui ad esempio una grande opera che riguarda la Duse l'ho trovata a New York, tra le altre cose, e coinvolge Marilyn Monroe chiaramente. Ad esempio io ho le fotografie che Philips Alsman ha fatto, ecco magari se facciamo la mostra il prossimo anno qui della Duse, portando perché la mia mostra al Vittoriale è vincolata fino al 9 di marzo, l'accordo è fatto così, poi la posso portare in giro per il mondo. Ecco. Ah, ecco allora ecco, del Vittoriale si può portare qui. Ecco, ma ad esempio Philip Salzman fa la fotografia di Marilyn Monroe, che era una grande appassionata della Duse. Abbiamo trovato il documento principale di quello in cui lei, studiando all'Actor Studio di New York, grande appassionata della Duse, viene fotografata da Alsman con lei, col comodino, all'immagine della Duse. Questa qui, ecco, e per cui c'è anche questa roba qua. Per cui si spazia da tutto il mondo la ricerca, ma non è da mercatini. Lui è stato fortunato, dottor Valente, a trovare delle cose all'oggetto che riguardavano questi, ma ormai di queste cose originali parliamo sempre, perché sennò di copie si trovano da tutto il mondo. Ma sarebbe tutta la storia che prima abbiamo detto che è nascosta e tuttora non scritta, riguarda molto tutta l'Europa, cioè perché è arrivata a Vienna, perché è arrivata a Mosca, perché è arrivata a Praga, a Berlino, è tutta da rifare la storia della Duse, ricordatevelo, soprattutto nel periodo migliore che sono gli anni 90, proprio quelle che noi in pratica anche studiamo perché è a Venezia. No, mi dica la signora Margherita che mi ha molto anche aiutato in questa presentazione e voglio ringraziarla. Mi ricorda che questa settimana verrà inaugurata una mostra, chiaramente non è quella del Vittoriale, è una mostra ridotta ma sempre che riguarda la Duse in provincia, nella sede della provincia di Treviso, Sant'Artemio, ecco, in via Caldibreda 116 a Treviso, in cui è una mostra fotografica. È una mostra non esplosiva, diciamo, però abbiamo le immagini che vanno dalla madre della Duse a quello del famoso palazzone di Pittsburgh dove è morta, per cui abbiamo tutto il corollario in pratica della vita, dall'inizio, anche compresa la foto che tutti scrivono, ma delle volte non hanno mai visto, che è dell'albergo il Canone d'Oro, e che non è mai stato scritto da nessuno in modo esatto, anche la fotografia di questo albergo in cui è nata, per cui abbiamo la foto dell'albergo in cui è nata e la foto dell'albergo in cui è morta. Ecco per cui io la chiamo, quando parlo, la chiamo sempre la Divina Zingara. Il epiteto è questo e rimarrà per me sempre così. Ecco, questa viene inaugurata il venerdì, giorno 20, alle ore 8:30, alle ore 20, grazie. E poi c'è anche uno spettacolo fatto da Art Teatro alle 8:30, per cui l'esposizione è sul foyer della provincia. Ecco. Allora, concludiamo qua, i nostri ospiti che sono qua possono, diciamo, continuare la visita della mostra. C'è anche se si ferma anche la curatrice, la dottoressa Lugato, e quindi buona continuazione della visita. E andiamo a vedere anche l'esposizione del telegramma dove l'abbiamo messo.